Sì, è stata una brillante operazione della compagnia di Vittorio Veneto, in particolare del nucleo operativo radiomobile, che sin dalle prime battute dell'indagine ha, diciamo, preso la via giusta, nel senso che grazie ad alcune intuizioni investigative sono stati individuati dei giovani che potevano corrispondere al profilo degli autori del reato, e questo ci ha poi portato a tutta una serie di atti compiuti appunto nei confronti di uno di questi minori, che ci ha consentito di trovare la pistola, e da lì poi le investigazioni si sono dipanate in maniera abbastanza rapida, attraverso anche attività tecnica che è stata condotta dai militari del Vittorio Veneto, fino all'epilogo dell'altro giorno, che ha consentito di trarre in arresto i due maggiorenni, un 19enne e un 20enne, che sono stati identificati come gli autori di questa rapina, in concorso con gli altri due minori. Persona chiave è questo 17enne che frequentava la villa in questione, amico della figlia dei proprietari. Sì, diciamo che la ricerca della refurtiva era stata abbastanza singolare, quindi aveva insospettito sia gli inquirenti ma anche le stesse vittime. In particolare uno dei figli della coppia che è stata rapinata aveva avuto un'intuizione in merito alla possibilità che uno dei ragazzi potesse essere uno che frequentava la famiglia, quell'abitazione, potesse avere un ruolo attivo oppure quantomeno di basista in questo colpo. La cosa poi, grazie, come dire, all'attività degli investigatori dell'Arma di Vittorio Veneto, ha avuto una conferma, e da lì, come dicevo, si è poi raggiunti a un risultato positivo. Ecco, frequentando la casa, questo 17enne era venuto a conoscenza del fatto che i soldi si trovavano nella battiscopa, e quindi sono andati a colpo di sicuro. Beh sì, noi presumiamo che, diciamo, il ruolo di questo minorenne possa essere stato un ruolo sicuramente fondamentale. Non so se conoscesse dove fossero i soldi o se avesse avuto qualche confidenza, però sicuramente il fatto che la ricerca in quella circostanza fosse abbastanza precisa, e nonostante, diciamo, le vittime avessero resistito anche un tentativo abbastanza violento di dire o di confessare dove fossero i soldi o di consegnare i soldi, questa circostanza aveva appunto insospettito e aveva orientato le indagini, perché era chiaro che chi aveva fatto il colpo era probabilmente a conoscenza di alcune circostanze di dove si trovasse il denaro. Talmente a conoscenza che insomma, puntando la pistola addosso alle vittime avevano fatto scattare anche un timer sostanzialmente. Sì, Un conto alla rovescia. questa è una circostanza che è venuta fuori dal racconto delle vittime, insomma, ed è una circostanza che, ripeto, ha portato poi a pensare che qualcuno conoscesse il luogo dove erano quantomeno detenuti i soldi in contanti, perché nonostante questo tentativo le vittime avevano resistito, ma gli autori non avevano desistito invece dal richiedere il denaro, e quindi l'avevano poi trovato dove è stato poi, insomma, rapinato. Ecco, quindi instaurando questo conto alla rovescia. Sì, confermo. È emerso anche un collegamento con un altro arresto più recente a livello investigativo. Sì, allora premetto che non c'è un collegamento diretto tra le due compagini. In questo caso si è trattato di un arresto che è stato fatto l'altra settimana per detenzione di cocaina, parliamo di circa 800 grammi. Anche in quel caso diciamo, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia Vittorio Veneto sono arrivati all'identificazione grazie alle indagini che erano state fatte nell'ambito di questa rapina. Colonnello, era la loro prima rapina? Per quanto ci risulta sì, nel senso non abbiamo altre circostanze che ci possano legare ad altri fatti, anche perché non mi risulta, insomma, che a Vittorio Veneto ci siano stati altri eventi di questo tipo. E questi soggetti erano pregiudicati, già noti alle forze dell'ordine o incensurati? No, questi al momento non hanno precedenti penali, quindi significativi.